Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, siamo alla 19esima tappa della Vuelta ormai, siamo vicini alla vittoria, abbiamo gli ultimi chilometri della tappa 19 da Medina del Campo ad Aviglia. È partito qualcuno, però insomma non ci spaventiamo. Sono curioso di capire l'ultimo tratto in pavé. Sarebbe bello vincere anche questa tappa, cioè ha fatto comunque ragazzi una Vuelta mostruosa. Dopo nell'ultimo video, adesso finisco la Vuelta, quindi sarà un video corto per poi nell'ultimo video col campionato mondiale, Lombardia, decidiamo anche cosa fare. Ok. Sono 30 secondi il gruppetto, ma non c'è nessuno teoricamente mi possa rompere i coglioni. Però mi piacerebbe anche tentare. Ok. Noi usiamo il gel energetico. Aumentiamo un po' il tutto. Vuole stravincere il Cume. Ci provo ragazzi, non me ne fotto un cazzo. E attacchiamo. Il Cume attacca sottratto in pavé ragazzi. Però se ne stanno andando gli altri purtroppo. 100%, ma sicuramente sarà impossibile andarli a prendere. Sì, ormai se ne sono andati. Vince il Meteo, spero grande, vince uno della mia squadra. Noi ci becchiamo un settimo posto che comunque ormai anche questa tappa è andata. Ci dà veramente un buon margine ormai, insomma, salvo cataclismi. La Vuelta è nostra ragazzi, è la tripla corona del venezianone. È veramente una grande impresa ragazzi, perché cioè, non è facile fare questo livello di difficoltà la tripla corona, e non siamo neanche ancora al massimo dei parametri. Vediamo un po' la classifica. Siamo primi a 3 minuti e 27 dal piccolo Power, che è molto giovane Power, ragazzi, è un giovane di bellissime speranze. Però Veneziano è più grande, non c'è nulla da fare, per il momento è così. Ok, adesso andiamo a vedere. Andiamo a vedere l'ultima tappa, perché l'ultima penso sia una tappa al solito per velocisti. Vediamo la penultima, se può in qualche modo spaventarci, però perdere 3 minuti e 27 vorrei proprio fare un... Per carità, siamo stanchissimi, raga, perché guardate, siamo in condizioni pietose. Però, tappa number la Vuentis. Beh dai, insomma, 180 km con un arrivo in discesa così. Solo una pazzia comendiana mi può levare la Vuelta. Eccoci qua ragazzi, tappa numero 20. Il Cume ha un +4 di giornata, quindi abbastanza tranquillo. Pinot e Well sono partiti, ma non ci danno problemi. Adesso bisogna capire Power, perché Power tenterà sicuramente il miracolo. Vediamo se il veneziano vuole stravincere, quasi quasi, se potrei anche tentare uno scatto intorno alla fine della salita per poi fare una discesa da solo o con Power, adesso vediamo, insomma, tanto insomma, se supero questa salita in discesa non perdo 3 minuti, impossibile, cioè, perdere 3 minuti e 20 in discesa è praticamente impossibile. O più che altro, poi è possibile, però più nella realtà, se c'è uno scarsissimo e uno fortissimo in discesa con Nibali, in straforma può massacrare in discesa uno non forte, ecco, però non mi sembra questo il caso, ecco, qui in discesa abbiamo 70. Attenzione, parte un po' di gente, parte Formolo. C'ho Power in discesa 71, quindi siamo abbastanza tranquilli ragazzi. Come ha una forma oscena proprio, vediamo, sono stati un po' avanti, ma nulla di pericoloso insomma. La prossima volta vincere la tappa devo scattare tra poco, Intanto cominciato, siamo una bella cosa. Andiamo avanti a un passo più sostenuto, vediamo un po' quanto riesco a recuperare con un 81. Vai Cume, il Cume se ne va, la maglia rossa vuole massacrare chiunque, tanto ormai sa di aver praticamente vinto anche la Vuelta e la tripla corona. E dopo il giro arriva anche la Vuelta nello stesso anno, ragazzi, è un Cume disarmante. Il Cume se li va a prendere.
E il Cume prova anche lo scatto. Il Cume scatta in faccia a tutti e se ne fotte. Il Cume se ne fotte. Ok, sul Cume può andare su di nuovo al suo passo. Perfetto. Mamma mia ragazzi, è disarmante quest'uomo. È un martello pneumatico. Vuole umiliare tutti, signori. Il Cume vuole umiliare tutti. C'è davanti ancora qualche stronzo, ma... E il Cume ancora scatta. Veneziano scatta ancora! Bravo Cume. E adesso ci prendiamo anche questi stronzi. Dai che ce li prendiamo. Eccoci qua. Ciao, 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 ciao ragazzuoli. Ecco. E adesso possiamo anche riposarci. In realtà non ho guadagnato molto 33 secondi, non è stata una mossa eccezionale. Però adesso vediamo se insieme riusciamo a guadagnare qualcosa, ecco. 25 secondi, no, niente, niente, niente. Uno scatto che non è servito a niente purtroppo. Vabbè. Pazienza. Pazienza, quindi la vittoria di tappa è quasi impossibile, insomma salvo veramente un miracolo perché mi sono stancato tanto ragazzi, mi sono stancato tantissimo. Faccio anche velocizzare un attimo. Devo giocarmela un po' meglio forse, però speravo di guadagnare di più, sono sincero. Ho dato per scontato che il più 4 potesse regalare un super distacco, invece non è proprio così, però va bene. Però questi sono i miei arrivi, eh. Gel energetico. Mi sono fatto un po' imbottigliare qua, qua ho sbagliato io. Eh sì. Qualcuno ha fatto il cappellone tattico. Sono proprio imbottigliato. Il Cume imbottigliato. Ci prova adesso a sgattaiolare. Ma ormai purtroppo è andata. Niente, a vincere Enric. Neanche tra i primi 10. Ah, beh, dai, ho sbagliato tutto, però chi se ne fotte, ragazzi. Arriva la tripla corona, il resto sinceramente fotte sega. Sarà l'arrivo in parata a Madrid o dove cazzo è, non lo so. E arriva anche la Vuelta, ragazzi. A sto punto, ragazzi, finiamo direttamente cioè, facciamo l'ultimo, facciamo anche il campionato del mondo. E... E alla finale di stagione nello stesso video, così dopo, insomma, aspetto commenti per capire se andare avanti ancora con questo gioco o magari dedicarci ampiamente al 2016. Ok, beh, bello. Vabbè ragazzi, la Vuelta ragazzi, è vinta. Punto simuliamo l'ultima, tanto insomma è fatta, l'arrivo a Madrid è sicuro e arriva anche la tripla corona vittoria di Giro e Vuelta nello stesso anno, signori. Eccola qua, Veneziano va a vincere, vince anche Montagna, terzi, punti, quinti, Giovani vinto e abbiamo vinto la squadra, perfetto. Quindi arriva un altro sigillo fenomenale del Cume. E adesso ragazzi il nostro programma. Allora, allenamento. Su qua c'è campionato del mondo. Ok, e c'è anche quello a cronometro. Poi chiudiamo con il Lombardia. Ok, prossime 3 gare. Vediamo, speriamo di che l'obiettivo è vincere la gara a cronometro. La vediamo, dobbiamo arrivare questo giorno. Se arriviamo anche belli in forma, perfetto. Molto, ragazzi, molto vai bene. Di cronometro individuale per i campionati mondiali, fioi. L'arrivo è a Firenze, quindi in Italia, pazzesco. Eccolo qua, Fio il Cume in tutto il suo splendore, con la maglia della nazionale italiana. Il Cume vuole fare un'altra impresa, aveva un Shevchenko tra i top 10, incredibile, è un kazako. Ecco, vai Cume. Quindi sapete che qua andiamo col pilota automatico, nel senso del cronometro preferisco fare così e vediamo se ho fatto l'allenamento. Ho fatto una preparazione fatta chiaramente all'inizio, vediamo se mi può portare a fare qualcosa di positivo. Siamo settimi dopo il primo intertempo, ottavi. Cazzo, comincia a piovere, non bene. Dai Comendino, dai Comendino, al secondo intertempo bisogna capire come siamo messi. Di tre campioni del mondo, secondi ragazzi, no scusate, noni. Sorry boss. Al terzo intertempo
Siamo settimi a 36 secondi. Vai, ultimo passaggio. Vai, Cube chiude, quarto. No, neanche settimo. Settimo, niente da fare, ci siamo già sprofondati decimi, niente da fare, la forma non era quella giusta. Vince Tom Dumoulin. Eh sì, l'olandese campione del mondo a cronometro, molto bene. Noi siamo 12esimi, poteva andare meglio sinceramente. Ma ragazzi, peccato. Siamo a Lombardia, perché della stagione è un Kuma molto stanco, quindi lo vedo già in difficoltà. È partito Power, sono partiti tanti big, il Kuma rimane al palo. Sinceramente dopo tutta la stagione che ho fatto, fotte sega, anche se perdiamo Lombardia che ho vinto 2 anni fa, proprio il Kuma è stanco. Comendino è proprio stanco, ragazzi. Tentando di rientrare, vediamo. Bisogna capire il Kuma quanta birra ha ancora in corpo. Stagione memorabile, vediamo se riusciamo a portare a casa il secondo Velo d'Or consecutivo. E no, ragazzi, decidiamo insieme cosa fare. E chiaramente gli stimoli, abbiamo vinto tutto, raga, ho vinto tutto. È vero che è bello anche rivincere a fare la doppietta Giro Tour. Però, mentre il Kuma sembra stanco, non riesce a rientrare, proviamo a aumentare un po' i giri, ma... In realtà siamo tutti là però, Solo che devo mettermi in mezzo, ecco, davanti al gruppo, quello sì. Ho perso un po' di terreno in salita. Sono l'ultima parte che è tranquilla, però sto chiaramente sprecando un po' di energie, ma d'altronde devo rientrare davanti. Devo riavere delle chance. Eccoci qua. Ma davanti c'è Quintana. Abbiamo il nostro avversario che veramente ci ha rotto più i coglioni in questi anni di carriera. Jean-Paul Quintana, perché lui è un po' Jean-Paul, non Nairo. Oddio, sono caduti 3 dei miei, non ci credo, mamma mia. Kuma è proprio imballato, lo vedo. Il Kuma è imballato, ragazzi, non c'è niente da fare. Non se riusciamo a risalire un po'. Tanto che Quintana perde terreno per fortuna. Vai, ultimi 10 km della stagione, ragazzi. Ultimi 10 fottutissimi chilometri della stagione. Parte Formolo, forse a più B, mamma mia. Se parte Formolo così sono cazzi, Io per recuperare ho perso tanta energia, vedremo. Staremo a vedere, raga, staremo a vedere. Il Kuma comunque delle risorse limitate al campione italiano. Oltre che vincitore del Tour l'altro anno, Giro, Vuelta, Parigi-Nizza, di tutto ha vinto. Ok, torniamo ancora in corsa, siamo sempre là, siamo là. 6 km. La stanchezza c'è però, la sento, la percepisco nel volto e nelle gambe del Kuma. Tra poco andiamo di gel energeticus. Ecco la salita per andare a Bergamo Center. Vai. Riparte Quintana alla grande, riparte Quintana alla grande. Il Kuma è sulle gambe, non ce la fa. Veneziano non ce la fa. Dopo una stagione così lunga ho vinto tutto, ragazzi. Nei campionati italiani quest'anno ho fatto tutto quello che potevo fare, l'ho fatto. Più di così, onestamente. Era un po' impensabile. Il Kuma ci prova, ma sa che è impossibile. Betancourt. Siamo tutti qua, ragazzi. Ma Quintana in fuga. Quintana in fuga, veneziano tenta un qualcosa di impossibile. Scatta adesso il Kuma. Ma Quintana ormai è andato. Non ci voglio credere. Quintana è proprio in una fuga devastante. Sì. Quintana va a vincere Lombardia. Se Veneziano arriva secondo mi mangio le mani però. Vediamo se scrive al secondo. La vedo dura, però vediamo. Non ci credo, secondo. Puttana miseria. Grande risultato, però potevo vincere il secondo Lombardia in 3 anni. Dio Cristo. Quintana è ancora un fenomeno, c'è poco da fare. Ma buon raga, la stagione è finita. Ci ribecchiamo per capire chi ha portato a casa il velo. Ragazzi, è finita la stagione, purtroppo ho perso il velo d'oro. L'ha vinto Nairo Quintana, incredibile, probabilmente... Quintana
ha fatto anche lui grandissime cose. E vediamo un attimo la stagione 2019. Vedi, ha portato a casa il Tour, è pazzesco, cioè Quintana è mostruoso, anche se ho vinto Vuelta e Giro. Più grande numero di vittorie, ho fatto anche più vittorie, ho fatto 24, pazzesco. Eh, Però niente da fare, niente da fare. Ho perso il Velodoro, è stata una stagione memorabile, entro negli annali con la vittoria di Giro e Vuelta nello stesso anno e aver vinto almeno una volta uno dei tour importanti, tutti e tre, ok, la tripla corona qua. Anche se la tripla corona in realtà, qua scrivono Giro d'Italia, Tour de France, campione del mondo, qui in realtà è quello, però mi tengo anche la mia tripla, nel senso, un triplettone di tutti i tour principali, mi sembra una buona cosa. Altre cose non le ho fatte, Delano Quintana, record chiaramente non ci sono. Ho fatto addirittura il miglior, pazzesco, sono riuscito anche a fare il massimo di vittorie stagionali. Ultima cosa che voglio vedere, eh sì, abbiamo vinto anche però la classifica, del ranking, della stagione, primi, con 4.571 punti, quindi ha fatto veramente una stagione memorabile. Boh raga, adesso voglio capire solo se volete ancora un'altra stagione in questa carriera, o se invece passo al 16 anche senza magliette, fanculo, però faccio la carriera non col ciclista singolo, ma la carriera con tutti quante, con tutta la squadra. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ragazzi, veramente una serie comunque meravigliosa. Se finisce qua è stata stupenda, ho vinto tutto. Ci siamo divertiti alla grande. E niente, vi aspetto comunque i vostri commenti. Ciao!